Sono le 3:50 del mattino appena trascorso, Gaggio di Marcon, mentre in casa tutti dormono con i bimbi, fuori, nel giardino privato e recintato dell'abitazione, il raid è in corso. Il furto è ripreso in diretta dalle telecamere di videosorveglianza della famiglia Rossi, qui in via Papa Giovanni XXIII. Scusa, ma mi viene da piangere. Si commuove, ancora scossa e sotto shock. Sara piange da stamani, da quando è stata derubata, e con lei i suoi bimbi. Il ladro, che Sara nel suo post Facebook chiama Verme, si è portato via tutte le decorazioni natalizie da giardino, comprate solo ed esclusivamente per dar gioia ai suoi bimbi, dice. E avevamo qui dei lampioni sempre solari, uno qui e uno appoggiato di là. Lui si è preso questi lampioni, ha girato per il giardino come fosse una torcia, e oltre a questo ha preso gli zuccherini sempre illuminati dei bambini e ha preso un po' di roba. Il raid, immediatamente denunciato alle forze dell'ordine, da cui però non sarebbe arrivata alcuna rassicurazione. I carabinieri ci hanno risposto: sono entrati dentro casa? No. E quindi noi non possiamo farci niente. Cioè, non ho capito, il ladro comunque è entrato dentro casa vostra perché era dentro al vostro È proprietà giardino. privata, quindi non è un parchetto pubblico, cioè il giardino è nostro, però non possono farci niente. I carabinieri le hanno detto così. Sì, a mio marito le hanno detto così. Certo è che con il potenziamento delle misure di sicurezza in casa, che prenderanno presto come provvedimento, ora insieme ai vicini chiederanno anche un intervento del comune. Io non ho mai visto una pattuglia qui, mai. Insomma, una tripla grave delusione, poca cosa da un punto di vista economico, ma il ladro, rubando le decorazioni dei bimbi, ha sottratto anche i loro sogni e con essi la spensieratezza e la loro fiducia verso il prossimo e non ultima, il Natale, incalza Sara disperata. E sono un po' così, infatti questa notte sicuramente dormiranno con me.